tantissime edizioni dei campionati italiani, l'ultima proprio questo mese di giugno, il 3, con la seconda prova del campionato italiano organizzato dall'ACIP SAI. Siamo in attesa dei tempi, vediamo che aggiornamenti abbiamo sul nostro monitor. Sempre in testa Pepe, secondo Martina, staccato di 7 secondi, Gentonse a 12 secondi, secondo 1, Gerini a 17 secondi e 7, tempo di 4.02 netti, Paglivo 4.02.8. Intanto abbiamo in pista Santo Siciliano, pilota di Scorrano, un veterano del realismo salentino, 10° assoluto siciliano nel 2008 al Rally del Salento, primo allo slalom di Santa Cesarea nel 2010. Ma si va lo scorso anno 27° assoluto, 11° di classe FA7, Antonio Branca, numero 38. Santo Siciliano corre con la mitica autovettura che ripara in casa sua, la Opel Astra GSI classe FA7, mentre Antonio Branca, Peugeot 106 classe FA6. Prosegue, ecco che sta per transitare Santo Siciliano, numero 36, di fronte alla nostra postazione, alla chicane. Dopo Santo Siciliano la volta di Giuseppe Testa, insieme a Gino Abatecola. Testa e Abatecola, figlio d'arte Giuseppe Testa, figlio di Maggio, che l'anno scorso ha preso parte qui, proprio alla pista salentina, della prova spettacolo della Rally Città di Casalano. Guardate lo spettacolo, quelle scintille che fuoriesce dai dischi freno, guardate che spettacolo, è il numero 34 Giuseppe Testa insieme a Gino Amatecola, che spettacolo con l'oscurità, fuoriescono le scintille dai poderosi impianti frenanti di queste autovetture, che anche se piccole comunque hanno dei signori impianti frenanti. E intanto si porta in prima posizione, rimane sempre in prima Pepe, in terza Branca terzo con numero 37, tempo 3.53.4, staccato di 9 secondi e 1 la leader Sergio Pepe, insieme a Michele Caputo. Giuseppe Testa ancora in pista. Intanto abbiamo in pista Santo Siciliano, pilota di Scorrano, un veterano del realismo salentino, 10° assoluto siciliano nel 2000. Al Rally del Salento, primo allo slalom di Santa Cesarea del 2010. 27° assoluto, 11° di classe FA7, Antonio Branca, numero 38. Santo Siciliano corre con la mitica autovettura che ripara in casa sua, la Opel Astra GSI classe FA7, mentre Antonio Branca, Peugeot 106 classe FA6. Prosegue, ecco che sta per transitare Santo Siciliano, numero 36, di fronte alla nostra postazione, alla chicane. Di Città di Cassino, 8° assoluto in classe R2P al Porto Costa e poi ha preso parte al Rally della Marca.
sicuramente hai azzeccato 35. primi di gruppo e primi di classe Super 1600, Fernando Primiceri e Martino Rosato. Avete fatto incetta di trofei e adesso lo spumante a base d'olio, anzi a base di vino. E vai, tutto per Martino Rosato, anche il nome Martino Rosato, vero? Complimenti. Grazie a Rodolfo Lucrezio e Mauro Plantera. Adesso chiamiamo sulla pedana d'arrivo l'equipaggio nono classificato Santo Siciliano e Vincenzo Forte. Noni assoluti, primi di gruppo e primi di classe. Numero 36, dunque Santo Siciliano e Vincenzo Forte, noni in graduatoria, primi di gruppo e primi di classe. Ecco l'assessore del comune di Uncento che consegna il trofeo a Santo Siciliano e a Vincenzo Forte. Complimenti, nona posizione assoluta.